La Roma è alla ricerca di un vice Dzeko. Per dare fiato all'attaccante bosniaco, il direttore sportivo Petrachi sta vagliando diverse ipotesi durante il mercato invernale. Tra i profili analizzati, quello di Mariano Diaz, giocatore del Real Madrid, messo ai margini da Zinedine Zidane. Per lui i blancos vogliono però 6 milioni per il prestito. L'attaccante spinge per andare a giocare anche per 6 mesi. Nel frattempo per i giallorossi si è riaperta la pista che porta a Petagna, centravanti della SPAL, anche se Fonseca non lo ritiene troppo adatto al suo gioco. Bocciato invece Pinamonti, altro giocatore che era stato accostato alla Roma. L'Everton di Carlo Ancelotti vuole Cengiz Under. Il giocatore della Roma è entrato nel mirino del club inglese con l'ex tecnico del Napoli che vorrebbe portare il nazionale turco in Premier League. Come riporta il Sun, infatti, il 22enne giocatore della Roma sta vivendo una stagione poco entusiasmante con solo 7 presenze in Serie A ed un gol segnato. La società capitolina valuta Under 40 milioni di euro, secondo il giornale inglese. Anche l'Arsenal aveva mostrato interesse per il nazionale turco in passato, ma al momento sembra aver cambiato la propria attenzione verso Lemar dell'Atletico Madrid. Merih Demiral è finito nel mirino del Leicester. Il difensore della Juventus è stato più volte blindato dalla società bianconera, ma il club inglese vuole a tutti i costi portarlo oltremanica. L'offerta non sarebbe un problema. Il Leicester partirebbe da una base di 30 milioni per accaparrarsi, con i bonus anche a 40, il giocatore, che sarebbe una cifra clamorosa al capitolo plusvalenza per la Juve. Ma ci sono plusvalenza e necessità di Maurizio Sarri, che nelle ultime partite ha battezzato Demiral titolare. Il turco è arrivato la scorsa estate per 18 milioni di euro dal Sassuolo e fino a questo momento ha totalizzato 5 presenze tra tutte le competizioni ed è sempre più centrale nel progetto juventino. Certo è che se l'Leicester dovesse offrire cifre da capogiro, la questione potrebbe cambiare. In Francia ne sono certi, Edinson Cavani potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain entro la fine del mercato invernale. A rilanciare l'indiscrezione l'Équipe, secondo cui il bomber in scadenza di contratto a giugno 2020 e quindi già libero di fatto di potersi accordare con qualsiasi squadra, sarebbe pronto a fare le valigie a gennaio. Il motivo? Il poco spazio che ultimamente riesce a ritagliarsi. Dopo l'arrivo di Mauro Icardi all'ombra della Tour Eiffel, per il Matador le cose si sono complicate. Non è un segreto che l'Atletico Madrid lo vorrebbe portare in Liga il prima possibile, ma se in fase di trattativa non si troverà una cifra giusta per farlo partire, allora è possibile che i colchoneros aspettino la fine della stagione, quando potenzialmente potrebbero averlo a costo zero.